Venezia il sindaco Brugnaro risponde alla Littizzetto, sono stato equivocato, dice, e se la prende con i giornalisti. Operativo il nuovo protocollo fanghi in laguna, la notizia è arrivata dopo la firma al decreto da parte del Ministro della Salute, ora si potranno avviare i lavori attesi per la navigazione. E dopo la ministra borseggiata è il ministro della giustizia a rispondere all'appello del turismo veneto preoccupato per gli effetti della riforma Cartabia nei confronti degli stranieri spesso impossibilitati a presentare denuncia. Per fronteggiare i danni provocati dal maltempo serve una semplificazione delle normative, l'appello al governo dell'assessore regionale alla protezione civile Bottacin. Laura Pausini devolverà il cachet dei suoi 3 concerti a Venezia a 3 comuni colpiti dall'alluvione, quello dove è cresciuta, dove vivono i suoi genitori e quello dove vive la sorella. Sastino di Livenza, appena eletta, ha già rassegnato le dimissioni da consigliera comunale travolta dalle polemiche dopo la foto che la ritraeva mentre festeggiava il risultato col saluto romano. Venezia ha rinnovato ieri il suo antico rito dello sposalizio di Venezia con il mare, quest'anno il gemellaggio con Longarone, ricordando i 60 anni dal disastro del Vajont. Abbraccio ideale all'Emilia Romagna. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque parliamo subito di caro affitti in città col sindaco Brugnaro che ha risposto a Luciana Littizzetto, sono stato equivocato, ha detto, e se l'è presa di nuovo con i giornalisti. Botta e risposta tra le immancabili polemiche tra la Littizzetto e il sindaco Brugnaro. Dopo che era emerso come a Venezia agli studenti universitari venisse chiesto fino a ben 700 euro per l'affitto di un posto letto a una stanza, il primo cittadino era insorto dicendo: se vuoi laurearti e diventare classe dirigente di questo paese ti devi svegliare, altrimenti avremo una classe dirigente che non riesce a fare i propri interessi, figuriamoci quelli degli altri, proponendo inoltre agli universitari di sacrificarsi allontanandosi dal centro città, ovvero verso la terraferma. Piccata è la risposta della comica torinese che in una lettera indirizzata al sindaco di Venezia scrive come lo studio sia un diritto che diventa un privilegio quando tutto quello che ha intorno ha costi altissimi. Meno studenti, scrive la Littizzetto, significa più disoccupati, più ignoranza e più povertà dentro e fuori. Puntuale la risposta a distanza di Brugnaro. Sono stato equivocato, spiega in questo video. Io ho soltanto detto che se un giovane viene imbrogliato, perché 700 euro per un posto letto è un imbroglio, ho detto questo, deve svegliarsi, deve andare a denunciare questa cosa, non è accettabile, non è che qualcuno andrà a pagare la parte differenza, quindi quello lì è un furto. E il sindaco se la prende poi nuovamente ancora con i giornalisti, anche se in modo decisamente più pacato dopo le esternazioni contro Report. E c'è gente invece che manovra sulle difficoltà per avere visibilità, magari per vendere una copia di giornali in più, per fare uno scoop. Purtroppo questo è il dato di fatto, ma noi adesso ci dobbiamo fare una grande operazione di verità, dobbiamo dire la verità. E chi vuole continuare a speculare, io ho visto anche editoriali davvero brutti perché tradiscono anche la voglia di fare verità. Vi sottopongo anche quello che è il sondaggio di questa sera in vista di Ring. Da tutta la giornata vi stiamo chiedendo, governatore del Veneto, Mario Conte, riconfermato sindaco di Treviso dopo Luca Zaia, per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no invece 0422 1626 690 e come sempre poi vedremo qual è la vostra opinione nel corso di Ring in prima serata su Antenna 3. Andiamo avanti con la firma del Ministro della Salute che segue quella del Ministro delle Infrastrutture e del Ministro dell'Ambiente. Il protocollo fanghi è diventato definitivamente operativo. Il nuovo protocollo, che supera una normativa vecchia di 30 anni, consentirà di avviare lavori attesi da molto tempo nelle acque della laguna, migliorando l'accessibilità ai porti e alle zone di navigazione. Nel rispetto del delicato equilibrio ambientale in cui vivono il territorio di Venezia e altre aree venete affacciate sull'Adriatico, ha commentato il presidente del Veneto Zaia, partiranno interventi indispensabili a beneficio dei siti portuali, dei collegamenti e dei trasporti acquei.
Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, invece, risponde all'appello del mondo del turismo veneto, preoccupato per gli effetti della riforma Cartabia per chi delinque nei confronti degli stranieri, spesso impossibilitati a presentare denuncia. È intenzione del governo modificare alcuni aspetti della riforma che producono effetti paradossali, ha detto il Guardasigilli. Il borseggio in vaporetto della ministra della Cultura del Brasile la scorsa settimana a Venezia è solo l'ultimo degli episodi che stanno mettendo in evidenza i problemi della legge Cartabia di riforma della giustizia, problemi che stanno preoccupando soprattutto gli operatori del turismo, prima voce dell'economia veneta, visto che sono proprio i turisti stranieri coloro che facilmente non riescono a presentare querela perché magari in partenza e poi a presenziare al processo. Questo finisce per rendere la vita facile ai delinquenti, spesso vanificando il lavoro delle forze dell'ordine. Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto, si è appellato al ministro Nordio, che così risponde. Il primo atto del nostro governo è proprio praticamente nella prima udienza del Consiglio dei Ministri dove ero presente io, è stato di presentare la modifica di questa riforma che aveva prodotto queste situazioni abbastanza paradossali. Poi si tratta di intervenire su alcune forme del codice di procedura penale che non possono essere rimodulate con un semplice decreto legge, ma richiedono una revisione più totale. Altro fronte che vede impegnato il Ministero della Giustizia è quello fortemente caldeggiato dai sindaci dell'ANCI della deresponsabilizzazione penale dei pubblici amministratori. Cioè per la limitazione delle indagini penali nei loro confronti attraverso la rimodulazione dei reati che li riguardano. È vero peraltro che la professione di sindaco e di pubblico amministratore in genere è molto mal retribuita e rispetto ai rischi che fa correre a chi la ricopre dovrebbe essere completamente rivista. Veniamo alla cronaca. Incidente stamane poco dopo le 9 lungo l'autostrada A4 tra lo svincolo di Spinella e l'allacciamento della tangenziale di Mestre in direzione Padova. Coinvolte 2 automobili e un furgone. Un automobilista è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco di Mira che hanno messo in sicurezza i veicoli. Inevitabili disagi alla circolazione con il traffico bloccato per alcune ore. Il tutto gestito dalla polizia stradale e dal personale ausiliario autostradale. Per fronteggiare i danni e i rischi del maltempo serve una semplificazione delle normative. L'appello al governo arriva dall'assessore regionale alla protezione civile Bottacin. L'ostacolo che noi incontriamo è quello delle normative che sono complicatissime e quindi per realizzare le opere di difesa del suolo, che secondo me dovrebbero avere la priorità assoluta perché servono per salvare vite umane, invece le normative sono complicatissime e ci vogliono anni e anni per farsi approvare i progetti e per realizzare poi le opere. Di ritorno dall'Emilia Romagna, dove anche la Protezione Civile del Veneto sta dando il suo contributo nelle zone maggiormente colpite, l'assessore Bottacin mette in evidenza le difficoltà con cui ci si deve scontrare a causa delle normative in vigore e lancia un messaggio al governo. Io credo sia necessaria una semplificazione normativa. D'altro canto siamo il paese in cui dopo il crollo del ponte Morandi il governo ha dovuto fare un decreto che diceva che si andava in deroga a tutte le leggi dello Stato. Allora io credo sia giunto il momento che le leggi dello Stato debbano essere cambiate se vogliamo salvaguardare la vita umana prima di tutto il resto, altrimenti stiamo salvaguardando qualcos'altro ma non la vita umana, e questo bisogna avere il coraggio di dirlo. Sottolineo che sono norme di legge statale perché la Costituzione prevede che in materia ambientale solo lo Stato possa legiferare. Noi ci abbiamo provato nel 2016 come Regione con una norma di semplificazione regionale, il governo ci impugnò la legge e la Corte Costituzionale disse che aveva ragione il governo perché solo lo Stato può intervenire in questa materia con la semplificazione. Per cui io mi auguro che il governo intervenga, ma ho sentito dichiarazioni di diversi ministri che vanno in questa direzione, quindi mi auguro che questo accadrà nel più breve tempo possibile. Intanto la Regione Veneto avvia una nuova comunicazione nel sito della Protezione Civile e sui social per avvisare la cittadinanza in caso di criticità. L'infografica è semplificata in maniera tale che chiunque possa velocissimamente capire qual è la situazione di allerta sul proprio territorio, se ci sono allerte oppure se non ci sono allerte, in particolare per quanto riguarda il rischio idraulico, il rischio idrogeologico e il rischio idrogeologico per temporali. È importante perché ognuno possa operare conseguentemente, attuare le attività di protezione civile previste negli piani di protezione civile, ma anche il cittadino mettersi in sicurezza, attuare le norme di autoprotezione.
La cantante Laura Pausini donerà il cachet dei 3 concerti che farà a Venezia il 30 giugno, il 1 luglio e il 2 luglio a 3 comuni dell'Emilia-Romagna messi in ginocchio dall'alluvione: Solarolo, dove è cresciuta, Castel Bolognese, dove vivono i genitori, e Faenza, dove è nata e vive la sorella. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente, ha scritto sui social. La Romagna è in fiore anche in mezzo al fango, si legge ancora. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla e cerca tutti i modi possibili per aiutare. Controlli antidroga invece lo scorso fine settimana sulle strade della Marca trevigiana che hanno coinvolto anche il veneziano. Sentiamo perché. Era alla guida della sua auto con droga e armi. Un 39enne residente a Mestre è stato arrestato dai carabinieri impegnati in un'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti, specie in contesti giovanili. L'uomo, controllato a paese, è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, di alcuni grammi di marijuana, di un bastone telescopico di mezzo metro di lunghezza e di un coltello. Non solo, ma aveva 500 euro in contanti, somma ritenuta a provento di attività illecita. Armi e droga sono stati sequestrati. L'uomo è stato arrestato dai militari dell'arma per detenzione ai fini di spaccio, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e violazione della misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dalla questura lagunare. A Mogliano invece i militari dell'arma hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia a carico di un 43enne di origini albanesi. L'uomo dovrà espiare la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole di reati in materia di stupefacenti commessi a Scorzè nel 2019, mentre un 24enne di origine tunisina irregolare sul territorio nazionale che aveva trovato riparo proprio nel garage dell'abitazione dell'albanese arrestato è stato denunciato perché trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina ed hashish e di quasi 300 euro in contanti. Poco dopo le 14 i vigili del fuoco sono intervenuti sul tetto di un albergo a Malamocco al Lido per un incendio divampato appunto sulla copertura dell'hotel durante dei lavori di manutenzione. Le fiamme hanno riguardato il locale tecnico di un boiler dell'impianto solare termico presente appunto sul tetto. La struttura interna alberghiera non è stata interessata. I pompieri sono intervenuti con autopompa, autobotte, autoscala e 17 operatori. Ancora in corso le operazioni di bonifica e il sopralluogo per determinare le cause del rogo. Noi adesso ci fermiamo per un piccolo break, ritorniamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Parliamo di furti, scippi e borseggi anche di giorno. Siamo ad Altobello a Mestre. Sono capitati casi di persone che sono state scippate, aggredite davanti al portone di casa di giorno, a mezzogiorno per esempio. Non c'è l'orario per essere aggrediti. Una risata più che amara che fotografa il clima con cui si vive ad Altobello, zona di Mestre in attesa di riqualificazione, soprattutto in attesa dello sperato arrivo delle telecamere, così come richiesto dal consigliere di opposizione Emanuele Rosteghin, dopo aver sentito a porta appunto direttamente loro, i residenti. Riprendiamoci la città, i 2 striscioni esemplificativi posizionati dai comitati di quartiere, qui in questa zona che i mestrini conoscono come Maccalè, un tempo area depressa della città e decisamente pericolosa, anche se oggi le cose sono un po' migliorate, dove continuano a campeggiare gli slogan dei cittadini, con cui indefessamente continuano a chiedere al comune essenzialmente una cosa: dove sono finiti i soldi stanziati per Altobello, dicono. Manca la vivacità che non è assenza di cittadini, ma è assenza di iniziative pubbliche affinché i cittadini possano essere resi attivi, presenti sul territorio. Promesse disattese e capovolte nei fatti oramai da tanto troppo tempo, addirittura da anni, dicono sempre i cittadini. Negli ultimi tempi abbiamo un po' di insicurezza perché uscire dopo una certa orario della sera non è più consigliato, specialmente con 2 persone di una certa età come noi. Cittadini scesi nuovamente in piazza in un'assemblea pubblica. Perché bisogna partire dal basso per arrivare ad avere qualcosa. Secondo me, io sono solo 2 anni che abito qui, abitavo al Lido di Venezia e quindi è stato anche un trauma la differenza di ambiente. Oltre un centinaio sabato scorso sfidando con ombrello, pioggia e vento che vogliono il monitoraggio dell'aria con la presenza costante del poliziotto di quartiere.
quello che era stato proposto negli anni indietro, il vigile di quartiere o il poliziotto di quartiere, chiamiamolo come si vuole, che sia effettuato, che ci sia. Appena eletta ha già rassegnato le dimissioni da consigliera comunale a San Stino di Livenza. Laura Motta lascia la carica dopo una settimana di polemiche seguite alle immagini girate assieme ad altri candidati davanti al municipio, nelle quali si vedeva lei festeggiare alzando un braccio in quello che appariva come un saluto romano. Lo stesso neosindaco Gianluca De Stefani aveva sostanzialmente sollecitato le dimissioni, che ora sono arrivate a 7 giorni da quelle immagini e prima della seduta d'esordio del Consiglio comunale. Di nuovo a Venezia, perché si è rinnovato ieri, nel giorno della festa liturgica dell'Ascensione, l'antico rito dello sposalizio della città con il mare. Venezia ha rinnovato domenica il suo antico rito dello sposalizio con il mare. Il sindaco Luigi Brugnaro, a bordo della Serenissima insieme al patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia e il sindaco di Longarone Roberto Padrin, ha lanciato in acqua l'anello come segno di legame indissolubile tra Venezia e le sue acque. Quest'anno Venezia si è gemellata appunto con Longarone, ricordando in particolare i 60 anni del disastro del Vajont, che ricorreranno il prossimo ottobre. A Longarone è stato consegnato l'anello dogale di ritorno da Odessa, che l'aveva tenuto in custodia lo scorso anno. È un grande onore avere qui tutta la comunità del Cadore, pensare a quello che possiamo fare, quello che abbiamo subito noi e come possiamo aiutare le popolazioni che adesso sono in questo momento veramente drammaticamente colpite proprio dalle inondazioni, penso all'Emilia Romagna, alle Marche. La giornata ha visto anche la disputa delle regate, i mercatini, il corteo acqueo ad accompagnare la Serenissima con i volatori. Il ringraziamento a Venezia da parte del primo cittadino di Longarone. Attraverso la grandissima opera degli Zattieri, i tronchi su cui poggia questa città sono partiti proprio gran parte dalle nostre montagne, quindi oggi un po' risuggelliamo quel rapporto di strettissimo legame che abbiamo tra queste comunità. Poi la messa solenne, nel giorno della festa liturgica dell'Ascensione, celebrata nella chiesa di San Nicolò del Lido, con il messaggio del patriarca. Noi oggi assistiamo al dramma che una regione vicina alla nostra, l'Emilia Romagna, sta vivendo proprio nel rapporto con le acque. Quest'anno ricorderemo i 60 anni di un evento tragico legato alla diga del Vajont. Vi ricordo dalle 21:15 l'appuntamento con Ring, la prima serata dedicata alla politica di Antenna 3. Dalle 21:15 ospite Mario Conte, sindaco di Treviso, quindi dalle 22:25 si parlerà di studenti e affitti alle stelle. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo, poi l'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, tempo sostanzialmente buono. Vediamo il dettaglio di martedì 23 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento sui monti e non sono esclusi dei temporali, possibili poi fin verso le pianure limitrofe. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 12 e 16 gradi, massime invece tra i 23 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza poco nuvoloso. In montagna maggiore variabilità con possibili rovesci sparsi. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà inizialmente soleggiato. In giornata poi possibilità di locali rovesci temporaleschi. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.